Da oggi partono le restrizioni pasquali e tutta l'Italia si tinge di rosso per 3 giorni. Oltre ad oggi anche domenica 4 e lunedì 5, mentre da martedì 6 il Veneto tornerà in zona arancione. Vietate le gite fuori porta e i viaggi all'interno del paese, tuttavia concessi i viaggi all'estero con tampone e quarantena al rientro, circostanza che ha fatto arrabbiare e non poco gli operatori turistici italiani bloccati dallo scorso anno. Oggi, domani e lunedì sarà consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le persone che si spostano potranno comunque portare con sé figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Durante questi 3 giorni chiusi i negozi non essenziali e aperti solo per asporto bar e ristoranti, aperti invece i negozi essenziali. Obbligatorio muoversi con l'autocertificazione e non mancheranno i controlli. Come ho detto più volte, secondo me si saranno scocciati i cittadini di Padova di sentir parlare di controlli. La situazione è uguale ormai da settimane, i controlli sono un impegno costante delle forze di polizia, ci adattiamo settimana per settimana a quelle che sono le norme, quindi se saremo in rosso saranno modulate in una maniera, se andremo in arancione lo sarà su altre cose. I giorni di Pasqua avranno, quei 3 giorni, avranno una regolamentazione già prevista, diciamo, autonoma, perché sono delle zone rosse ma con alcune concessioni, quindi su quello moduleremo. Non abbiamo truppe speciali, non abbiamo rinforzi, abbiamo i tanti poliziotti, carabinieri e vigili urbani di questa provincia che lavorano tutti i giorni e che lo fanno con serietà. E insomma io penso soprattutto che la serietà la diano i cittadini che si attengono al rispetto delle regole.